tracciato della linea ferroviaria Treviso-Ostiglia potrebbe essere utilizzato come pista ciclabile e pedonale. E questa è la proposta del consigliere verde Camillo Pavan, una passeggiata di 10 km in mezzo alla natura. Esisteva tanti anni fa una linea ferroviaria che, partendo da Treviso, attraversava tutta la provincia in direzione Ostiglia sul Po. Dal dopoguerra, quando è stata chiusa, ad oggi non si è saputo cosa farne ed ora è invasa da una folta vegetazione spontanea. Camillo Pavan dei Verdi Arcobaleno ne propone un utilizzo interessante. Io penso che questo sia un percorso ideale per essere utilizzato da pedoni, ciclisti, al limite anche a cavallo chi ce l'ha. Il tracciato costeggia per un lungo tratto il Sile e l'idea ha già preso piede nei comuni di Quinto e Morgano, dove molto è già stato fatto. L'idea dunque è quella anche di ricongiungersi con quella zona, creando un'unica grande passeggiata nel verde. La prospettiva sarebbe proprio questa, di partire dalla città del Sile, che è Treviso, e arrivare in uno dei punti più belli del Sile, che è l'oasi naturalistica di Cervara, che si trova proprio confinante, vicinante con il percorso di questa vecchia strada ferrata. Il tutto senza anche molti interventi economici, non richiede interventi faraonici come invece altre proposte, e sarebbe un ideale percorso in mezzo alla campagna, proprio sarebbe una specie di tunnel verde, un corridoio verde alla portata di tutti. Ecco, c'è un piccolo neo in questa bella proposta, che questo tracciato passa attraverso la futura Treviso Servizi. Ahimè sì, la Treviso Servizi è contestata da molti, la maggioranza del Consiglio Comunale è d'accordo di farla e vabbè, stiamo alla maggioranza, però io penso che almeno questo sì si possa fare, salvaguardare questo vecchio percorso che è di proprietà demaniale.